Dai, 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 facciamo il tifo, signori, rivogliamo il caldo cane, sì, 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 caldo, siccità, la terra che si spacca, rivogliamo quello, come siamo ridotti, veramente, ragazzi, tifare per questi cambiamenti epocali, che sono quelli, d'altronde, che richiede anche Mario Draghi. O signor le arriva Sammy Varin e escono tutte queste notizie allegre allegre. Allora, prima di tutto, chiaramente un abbraccio alle popolazioni che stanno mettendo a posto perché si è allagato tutto quanto, fango da tutte le parti, persone che hanno dovuto lasciare la casa anche qua in Brianza, ho letto, ma porco d'un cane, queste piogge mostruose anche a Roma, nubifragio, pioggia e vento fortissimo nella notte sulla capitale. D'altronde noi qui a Milano queste emozioni le avevamo provate giovedì scorso. Insomma, bisogna provarle tutte. Scherziamo, ma qui davvero, La facciamo? La facciamo una bella assicurazione e potrei farlo come secondo lavoro il pomeriggio. Assicurazioni Varin. Dai terremoti agli allagamenti, la vita è bella. Come no? No, ma sto Draghi che cosa vuole invece? Mi sapete dire qualcosa su Draghi? Stanno aprendo tutti i siti su Draghi. Già la scorsa settimana era apparso, no? Misteri, apparizioni, sparizioni, era apparso sto Draghi. Adesso appare e non se ne va più. Che cosa vuol dire? Cambiamento radicale perché l'Unione Europea continui a esistere. Serve il doppio del piano Marshall. Praticamente la von der Leyen gli ha commissionato un piano, per un piano nel senso un piano che suona, ci suona a noi, per una nuova strategia industriale e lui dice ci sono 3 aree di intervento: innovazione, decarbonizzazione e sicurezza. Io mi fermo, però sta menata ancora della decarbonizzazione a me fa una paura, perché questo ci vuole infilare dentro ancora ste auto che si devono fermare, chiudiamo tutto quanto, andiamo tutti a pila, batteria, cioè, non scherziamo. O magari c'è qualche notizia migliore, voi che ne sapete di più. Tra pochi minuti apriamo le linee allo 0292947222, voglio sentire le vostre voci, ma anche tramite WhatsApp al 340670969. Quando c'è Sammy Varin, chiaramente ci siete anche voi in onda, ma tra poco ci sarà anche la nostra astrologa. Perché? Perché io ne ho pieni le scatole di questo affair San Giuliano Boccia. Guarda, anche quelli del grande flagello hanno fatto un montaggio su questa vicenda. Io voglio capire da Deborah Bellotti, signora delle stelle, se finirà sta menata di San Giuliano Boccia o se in ogni trasmissione ancora per questa settimana dovremo parlare di ste rotture di scatole. Bene, tra pochissimo, ragazzi, avremo in onda la signora delle stelle e con lei parleremo di questa roba e magari anche di qualcosa di più serio. Il tempo della canzone indipendente, e vai con un grande storico artista del passato. Ha cantato Luglio col bene che ti voglio, ma anche Che cosa hai messo nel caffè? Si chiama Riccardo Del Turco, non ha mai smesso di cantare, anzi è uscito con un nuovo album e con una canzone dolcissima che si intitola Colori.
Senatori presenti 319, senatori votanti 318. Va ora in onda Politicastri, una lettura politica degli astri, fatti e misfatti, con Deborah Bellotti. Senatori, no, per favore, togliete quella bottiglia là. Non stiamo mica all'osteria. Ah, è così, e quando mi trovo in difficoltà io chiamo lei. Perché? Perché deve finire questa situazione. Basta. Non ne possiamo più di questa non lo so, sta raccontando frottole, non la Deborah Bellotti, ma no, naturalmente, la presunta amante dell'ex ministro Sangiuliano. E cosa continua a scrivere, a fare storie? Che cosa vuole? Questa è la prima domanda che gli voglio fare. È lì con noi, la vedete in radiovisione, Deborah Bellotti, signora delle stelle, astrologa. Ciao! Buon pomeriggio a tutti, agli ascoltatori, ciao Sammy. Ehi là, sono Cosa, disperato. Sono cosa disperato, vuole? tutta la settimana così, l'idea che adesso arrivi un'altra settimana, io accendo questa sera su Rete 4 e si parla ancora della vicenda San Giuliano. Guarda, in apertura ti faccio anche vedere che cosa chi ci guarda in TV sul canale 252 o sui social, vi faccio vedere quello che hanno inventato gli amici del grande flagello. Dopo il martellamento con i post è stata la settimana dell'attacco frontale di Maria Rosaria Boccia con le interviste stampa e TV, fino alle dimissioni dell'ormai ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Rivediamo questa storia con gli occhi del grande flagello, che ci ha abituato a montaggi velocissimi tra satira e arte e che ha conquistato decine di migliaia di follower su X. Lui, sulla sua pagina, la presenta così: tutto San Giuliano Boccia nella sigla di Beautiful. Sentiamo un po' sul cursore. Si scherza naturalmente, con un saluto a tutti quelli, anzi quelle che si guardano Beautiful, però oggi vogliamo proprio aprire con la vicenda San Giuliano, di cui appunto non parla nessuno, un pochino ci dispiace, eccetera. Archiviata la vicenda San Giuliano, resta in circolazione questa sua presunta amante, che è diventata seguitissima sui social e soprattutto oggetto di grandi complimenti per la sua comunicazione. Io do la linea a te, Deborah Bellotti. Che cosa sta succedendo? Chi è sbagliato? Siamo sbagliati noi giornalisti che abbiamo dato tutta questa importanza a un caso che insomma, vabbè, può capitare normalmente, o è davvero una cosa grave quella che è capitata al ministro Sangiuliano, che, ricordiamolo, è andato a pregare con la sua moglie dai frati qualche giorno fa per cercare di riaggiustare un attimo il rapporto con la moglie, e gli facciamo tanti auguri, siamo sicuri ce la potranno fare. Che cosa sta succedendo? Ma soprattutto questa Boccia, dove vuole arrivare? Dove vuole essere assunta? Chi è che sta citofonando? È la Boccia? No, qui no, grazie, sia a posto, grazie. Deborah Bellotti, a te. Ma allora, Sammy, ascolta, a me verrebbe da dirti che Berlusconi docet. Cioè, falle, ma falle almeno bene. Cioè, perdonami. Rido perché onestamente io ho i temi natali davanti, sia di San Giuliano che di questa Maria Rosaria Boccia. Onestamente devo dirti che ambedue hanno delle cose
insomma poco chiare. Non sono due cime, parliamoci chiaramente, anche perché ambedue presentano un aspetto che noi in astrologia definiamo combusto, che è quello tra il Sole e Mercurio. Cosa significa? Significa che quando delle persone hanno questo aspetto planetario, l'intelligenza lascia un po' a desiderare, o meglio, ripetono le cose un po' a pappagallo, o perché le leggono perché gli passa davanti eventualmente un gobbo, ok? Quindi non c'è proprio tutta questa base prospera, ecco, di comunicazione. Lei cosa vuole? Lei tutto sommato è una donna furba, devo dire, perché ha questo aspetto Luna-Plutone che ci indica comunque una che vuole vendetta, una che vuole brillare, una che vuole il suo palcoscenico, una comunque che mira ad ottenere una carica importante o comunque solo semplicemente ad apparire di più nel mondo dei media, quindi televisione, radio e quant'altro. È una donna che per me cavalcherà l'onda fino a tutto il mese di novembre. Quindi aspettiamocene che ne tirerà fuori ancora. False? Ma parecchie direi di sì. Parecchie devo dirti di sì. Comunque non è una persona che, come ha rilasciato lei in un'intervista, dove ha detto su una frase che il ministro le ha detto, le si è aperta la lampadina e allora è corsa ai ripari. No, questa è una donna che fa sempre così, cioè mira le sue prede, ad un certo punto gli fa credere Maria Monti, soprattutto a livello sessuale, nel frattempo raccoglie dati, informazioni, per poi, passami il termine, sputtanarli. Ecco, ecco, e intanto sono preoccupato perché Maria Rosaria Boccia ha iniziato a seguirmi su Instagram e quindi dico ma perché proprio? Ma devi seguire, ma segui Deborah Bellotti, è lei che ha detto ste robe, ma no. Quanti aspetta che sto guardando? Siamo arrivati a 126.000 follower su Instagram per Maria Rosaria Boccia e come avete sentito dalla signora delle stelle non è ancora finita e quindi dobbiamo aspettarci di nuovo qualche cosa. D'altronde Vuoi sapere qualcosa su San Giuliano? San Giuliano? no, perché dice, ma adesso ha detto che adesso doveva occuparsi, insomma, della sua vita, di querele, adesso poi c'è la Corte dei Conti che ha aperto un fascicolo sulle famose spese, insomma, arrivano dalla sua carta di credito, oppure no. Dici che San Giuliano lo troveremo in altre situazioni? Ah, secondo me sì, devo dire che comunque nemmeno lui è uno stento di santo, perché lui comunque, allora, a lui le donne belle piacciono, belle appariscenti, probabilmente, insomma, Non è mica una parliamoci chiaramente. colpa, insomma, anch'io diciamo che no, a chi Assolutamente non no, piacciono. solo che pecca di fiducia. Ah, ah. Pecca di fiducia. Allora, non tiro fuori né uno né l'altro, perché alla fine anche lui ha i suoi difetti. Lui pecca comunque di fiducia, questo giovane pesci, in buon aspetto a Venere, quindi lui è un uomo che comunque si relaziona bene, se vuoi con sarcasmo, con ironia, con gentilezza, però ha questa quadratura Venere-Giove, Venere-Mercurio, è come se non fosse mai critico, cioè lasciasse sempre decadere le cose, cioè non è sto furbacchione, cioè lui parte dal presupposto, ma va tutto bene, figurati se può capitare a me una roba del genere. E non credo neanche che con la moglie ci sia tutta questa tranquillità familiare, anche perché ha un aspetto che gli arriverà tra novembre e dicembre. Se non è la boccia che gli tira uno scherzo in questi mesi, quindi altro scandalo,
ok? Che potrebbe eventualmente estendersi ad altri soggetti parlamentari, lì sicuramente ci sarà, come ti posso dire, una linea di definizione tra lui e il suo coniuge. E noi naturalmente facciamo tanti auguri sia a San Giuliano che alla moglie, che tutto possa rientrare. Ricordiamo, insomma, adesso stanno cercando di intervistare i frati francescani, dove questi due, marito e moglie, sarebbero andati l'altra settimana per recuperare il matrimonio. Adesso ci beccheremo pure i frati francescani. Bene, no, ci abbiamo ancora 5 minuti. Torniamo seri per 5 minuti. Deborah Bellotti, sono preoccupato perché già aveva fatto apparizione, ho avuto questa apparizione la scorsa settimana di Draghi. Cosa sta succedendo? Adesso apparizioni, sparizioni, adesso è apparso di nuovo su tutti i siti in apertura. Draghi che parla e che dice cambiamento radicale perché l'Unione Europea continui a esistere. Serve il doppio del piano Marshall, cioè 800 miliardi l'anno, una sfida esistenziale. Io non capisco se è una bella o una cattiva notizia quando poi ci arrivano appunto notizie della Germania che chiude le fabbriche di automobili, eccetera, e soprattutto visto che stiamo anche preparando la finanziaria. Cosa sta succedendo dal punto di vista internazionale e compreso le guerre, certamente, compreso anche Zelensky che ma allora la vuole la pace questo qua oppure sta soltanto pensando alla ricostruzione e durante la guerra così si rifà tutto da capo ogni volta che arriva il bombardamento. Non scherziamo, Deborah Bellotti, cosa sta succedendo? Ma soprattutto questo Draghi e la von der Leyen gli ha commissionato questa cosa e adesso lui l'ha esposta e aspetta naturalmente il bonifico. Non è che questo ce lo ritroviamo da qualche parte su in alto il senatore a vita e poi dopo Deborah Bellotti. Allora, il rischio c'è che possa avere un ruolo molto attivo e importante dal punto di vista europeo, anche se ti direi no, proprio perché questi mesi, ti parlo soprattutto del mese di ottobre, del mese di novembre, quindi saranno mesi bollenti, tutto quello che vedremo tutto quello che verrà a galla e che noteremo, che vedremo, alla fine è destinato a morire. Cosa significa? Significa che non tanto entro novembre, ma chiudiamo l'anno, chiudiamo il 2024, noi dobbiamo aprire il 2025 portandoci dietro una piccola valigetta di ciò che abbiamo imparato negli ultimi 15 anni. Come già ti dissi, io penso 2 o 3 anni fa, attenzione perché l'Europa, quindi l'Unione stessa, è in pericolo. La mossa di Draghi è una mossa per salvare il salvabile, ma che andrebbe contro gli interessi dell'Italia. Sicuramente chi è attualmente al potere cercherà in tutti i modi di non rientrare in questo piano. Ribadisco, vedremo poi con le elezioni americane che cosa succederà, ma sicuramente si arriverà entro la fine di quest'anno con uno scioglimento, quindi ci sono dei patti che non sussistono. Questo transito di Plutone in Capricorno che ci tiene compagnia fino al 19 di novembre sta cercando ancora una volta di gestire tutto quanto, ma purtroppo, ribadisco, non ce la farà. Quindi io sono del parere che tra un po' vedremo sgretolare tutto e partirà sì dalla Germania, sicuramente penso anche dalla Francia, quindi attenzione perché queste due potenze stanno veramente per scivolare nell'oblio. Sì, stavo guardando appunto la Germania e la Francia che scivolano nell'oblio e noi ci siamo già scivolati nell'oblio. No, noi galleggiamo, cioè il popolo italiano nasce sotto il segno dei pesci. Per assurdo, nonostante tutto, pregi, difetti, gossip, chi più ne ha, noi galleggeremo sempre. Vedete?
con un saluto a chi sta galleggiando davvero in questo momento dopo le alluvioni, ma siamo destinati a galleggiare. In quale liquido dipende dalle situazioni, però ormai ci siamo abituati, e dite di no, e sappiamo nuotare benissimo in qualunque tipologia di liquido. Deborah Bellotti, come sempre grazie, per io so che c'è gente che dice a questo punto quale sarà il mio futuro. Beh, il bello di avere un'astrologa a disposizione che vi può fare anche una misura personale del vostro futuro. Deborah Bellotti, diamo il tuo contatto per chi volesse una previsione personale. A questo punto certamente uno dice vediamo un attimo prima di fare scelte importanti. Diamo il tuo contatto. Il numero di telefono è il 333 13 39 765. E noi andiamo avanti a nuotare. Grazie Deborah, buon lavoro. Grazie a voi, ciao Sammy, buona giornata. Ciao. Avete ascoltato Politicastri con Deborah Bellotti. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. L'analisi e la discussione generale di un decreto così importante come quello sulle liste d'attesa prevede sicuramente un grande ringraziamento al Ministero della Salute, oggi rappresentato dall'onorevole Gemmato, per il grande sforzo che viene fatto dopo circa 20 anni in cui non si faceva nulla. La Costituzione, l'idea di creare finalmente una piattaforma interoperativa tra i diversi sistemi sanitari regionali che può essere insieme ad Agenas e a tutti gli attori del mondo della salute, la prima in Italia a dialogare sulle liste d'attesa, è veramente per noi segno di un grandissimo impegno e di un grandissimo risultato da parte del governo. Le liste d'attesa sono un grandissimo problema in Italia, ma è la prima volta che attraverso anche il modello della stratificazione e della classificazione della popolazione stratificata in salute si vuole dare delle risposte, e soprattutto quello che nei vari articoli si declina è proprio la modalità con cui si vuole intervenire, che, consentitemi, prevede anche di capire lo stato anche del consumo in termini di patrimonio tecnologico e consumo della capacità professionale, perché oggi mettere mano alle liste d'attesa significa non soltanto, e lo abbiamo anche fatto, aumentare e togliere il limite del fabbisogno, del tetto di spesa al fabbisogno, ma anche calcolare quanto le liste d'attesa incidono sul nostro patrimonio tecnologico e sul nostro capitale umano, perché dietro lo smaltimento delle liste d'attesa non ci sono medici che guadagnano migliaia di euro, ma ci sono medici e infermieri che lavorano costantemente e a cui gli viene chiesto, perché si è in 3 e in 4, di fare un turno aggiuntivo, mentre molti di loro preferirebbero andare come altri dipendenti della pubblica amministrazione a casa. Quindi il decreto sfonda anche finalmente quello che era per regioni meridionali come per esempio la mia, il tetto della spesa del fabbisogno, e della prima volta, e mi sento di ringraziare questo governo e questo ministero per aver sfondato il tetto di spesa, il che non vuol dire avere spese fuori controllo, significa, laddove dobbiamo ricorrere a forme alternative di supplenze sanitarie in senso medico e del comparto, ricorrere finalmente alle assunzioni. Il decreto presenta
tantissime altre novità. L'osservatorio finalmente di verifica e controllo, ma non è vero che va contro le regioni e controlla. L'organismo ha nella sua principale natura quella di attingere i dati, e finalmente i dati sanitari possono essere utilizzati dalla piattaforma per verificare, perché ci sono aziende al sud come al nord che abbattono correttamente le liste d'attesa, ma laddove si dovessero verificare delle come dire, ipotesi non percollibili, lì il Ministero deve essere pronto ad intervenire riducendo le premialità di quelle aziende e soprattutto verificando perché le liste di attesa non vengono rispettate. E poi c'è sempre il problema dell'interoperatività, perché se noi non cominciamo a fare strutture che dialogano all'interno del Ministero della Salute, mi meraviglia che il Movimento 5 Stelle e il PD questo decreto non lo vogliano votare, perché se noi avessimo avuto piattaforme di condivisione durante la pandemia e durante il Covid, molte delle difficoltà si sarebbero sicuramente risolte prima, perché proprio la mancanza di comunicazione dei sistemi, la missione dedicata al PNRR Salute parla di questa necessità della digitalizzazione. Questa digitalizzazione oggi appare in maniera preponderante in questo decreto, perché per la prima volta si parla di piattaforme uniche. Un altro grande ringraziamento va dalla Lega d'Agenas, che insieme ai partner del Ministero ha voluto sostenere un progetto assolutamente innovativo. E poi parliamo del nostro capitale umano, oltre che del nostro patrimonio tecnologico, perché mi piacerebbe avere i dati su una TAC che fa 10.000 prestazioni l'anno, se può essere ancora in uso il secondo per smaltire le liste attesa. Ma parliamo del nostro capitale umano. Finalmente le aliquote, il 15%, ma noi dobbiamo penalizzare con la tassazione quei medici che offrono e quegli infermieri che offrono il loro lavoro al servizio della comunità. E quale preoccupazione, ma a me sembrava che voglio dire il PD, il Movimento 5 Stelle in tutta franchezza fossero dalla parte di queste categorie. Allora Qui Parlamento.
È tornato il grande della musica italiana, Alberto Fortis, con la sua Maraja. È un po' una Milano e Vincenzo di oggi, prende in giro questo Maraja, e chi potrebbe mai essere? Quanti Maraja ci sono quest'oggi? E noi obbediamo, e noi lecchiamo, e noi... Riflessione interessantissima. Questa è una canzone che dovrei mettere come sigla alla mia trasmissione. La trovate anche su YouTube con un divertentissimo video, Maraja di Alberto Fortis. Certo, canzone indipendente che ci porta a parlare proprio dell'argomento. Siamo tutti qua a obbedire, a seguire gli ordini determinati da qualcuno che sicuramente manovra dietro la realtà che vediamo. Che cosa sta succedendo? Dove sono? Che cos'è successo negli anni della disobbedienza? Ma soprattutto ancora oggi ci sono questi anni. Oh, ma guarda, ho letto il titolo del libro di cui vi stiamo per parlare. Gli anni della disobbedienza è uno dei libri scritti da Giulio Di Luzio. Ciao Giulio! Ciao a tutti, buongiorno. Piacere, dalla Puglia, signori, gli anni della disobbedienza. Hai beccato la radio giusta, Giulio. Noi siamo Radio Libertà e li sentiamo tutti i pareri in questi anni. Mamma mia, non farmi ricordare quante volte non ci hanno bloccato su YouTube, su Facebook, perché abbiamo fatto parlare i Novax, perché diciamo cose che non vanno bene per la community. Fatto sta che io c'ho qua questo libro, ma è uno dei tanti che ha scritto il collega, sei anche tu giornalista, Giulio certo. Di Luzio. Gli anni della disobbedienza. Crisi di mezza età, delusioni passate, speranze per il futuro. Signore e signori, attenzione, la disobbedienza come forma di resistenza all'omologazione. Signori, io non lo so dove ci vuoi portare, Giulio, adesso ti do il microfono, te lo do. Tu hai una storia, hai scritto tanto su temi di rilevanza sociale, ma anche reportage su situazioni internazionali. Dove porti i nostri ascoltatori in questo libro e non soltanto in questo? Perché qui c'è una miniera da scoprire. Giulio. Allora, io brevemente mi presento, così do un'idea. Appunto, io sono stato giornalista per il Manifesto, anche nei decenni passati, per Liberazione, poi in Puglia qui ho collaborato con Repubblica, Corriere del Mezzogiorno e così via. Attualmente faccio reportage su BioBlu, la televisione indipendente che ha redazioni a Roma e Milano, e proprio sabato prossimo c'è un mio reportage sui ghetti africani, su questi luoghi, diciamo, dell'invisibilità sociale, delle periferie, dove racconto appunto l'antifiaba dell'accoglienza, no? Di fronte al mainstream, ai media dominanti egemoni che raccontano l'accoglienza, io racconto l'antifiaba dell'accoglienza. Quindi mi sono infilato con difficoltà in due baraccopoli della zona di Foggia, che stanno in Puglia, e ho raccontato dall'interno appunto un'altra storia. E quindi è interessante quello. E allo stesso tempo, appunto, tra i miei saggi e romanzi, mi sono voluto immergere appunto in una riflessione molto pacata, molto solitaria, devo dire, perché appunto nella solitudine, insomma, e anche nel dolore nasce la buona letteratura, non certamente nelle situazioni appunto di gozzoviglio, ecco. Quindi imparzialmente autobiografico questo romanzo racconta appunto è un romanzo di formazione, e viene fuori dopo appunto questa lunga elaborazione il protagonista Roberto, che racconta la sua infanzia, i suoi traumi, e gli anni appunto, diciamo, gli anni della formazione, l'impegno civile, l'impegno politico, il diventare obiettore di coscienza. All'epoca c'era l'obiezione di coscienza negli anni '80, cioè si poteva fare un servizio alternativo a quello militare, appunto il servizio civile, che consentiva
di evitare i cameroni della NAI, appunto, e fare invece dei lavori come quello fatto da me, vicino alle chiese, alle periferie delle città, dove si cercava di aiutare gli elementi più fragili, diciamo, no? Figli di braccianti, figli di contadini, che non avevano la possibilità, ecco, di avere un supporto scolastico. E quindi quello che noi facemmo in quei primi anni '80, con una grande capacità di negare ogni forma di interesse personalistico, no? Cioè un po' noi ci sentivamo, ecco, diciamo, forse eravamo anche un po' partigiani, cioè ci sentivamo appunto di poter cambiare le sorti almeno della nostra vita. In parte lo facemmo, e quindi, come dire, questo Roberto che riesce a raccontare, riesce a mettere in pratica, insomma, questa esperienza di impegno sociale, e poi viene chiamato appunto dalle necessità del lavoro e della vita ad altro. E quindi questa prima parte del romanzo racconta questo felice impegno a favore dei più deboli, è qualcosa che poi è rimasta dentro di noi, dentro tutti, no? E nella seconda parte invece il cinquantenne Roberto, ecco, si guarda indietro con un po' appunto di disillusione, guarda quel passato e guarda a questo amore giovanile che aveva nutrito da ventenne, però era stato un amore molto contrastato, ma contrastato, come dire, paradossalmente dalle proprie idee, perché la ragazza che ti si innamora è una ragazza appunto che viveva quegli anni '80, con i tempi della goliardia di quella generazione, mentre Roberto si riteneva essere parte invece di quella parte giovanile che aveva creduto, no? E che credeva nella trasformazione, nel miglioramento della società. E dunque questo livello diventa conflittuale, ecco, un po' nell'inconscio del protagonista, e a 50 anni egli si ritrova a fare i conti con questa contraddizione che addirittura si esaspera nell'inconscio e diventa patologia, diventa malattia. Cioè aver negato a se stesso in età giovanile un amore, un sentimento, un'emozione vera, aver represso questa emozione in nome di ideali che egli credeva essere, come dire, superiori all'innamoramento, ha provocato nella personalità del protagonista un dolore profondo, che poi dopo tanti decenni, come spesso succede, l'inconscio non dimentica mai diciamo i traumi che riceve, emergono dei sintomi, mentre emerge un quadro clinico riconducibile alla repressione di quell'emozione, che provocherà dentro il protagonista, appunto nella seconda parte del romanzo, un'elaborazione lenta, addirittura la farmacologia, insomma, addirittura i farmaci, egli giunge addirittura a questo. E quindi nella seconda parte si sviluppa un percorso anche un po' della malattia, della depressione, uno sviluppo un po' doloroso, devo dire, che però mette, come dire, il lettore, dà la possibilità di misurarsi appunto con quella stagione, no? Quella stagione di grandi ideali, di grande effervescenza culturale e intellettuale, in cui tanti giovani si sono identificati e che hanno trasformato proprio le loro vite. Ecco, mi fermerei qua, diciamo. È interessante, sento nelle tue parole tanta nostalgia comunque per questi ideali che sembrano svaniti o si sono scontrati con altri ideali o con una realtà sbagliatissima. La domanda che mi stanno facendo gli ascoltatori in questo momento al 340-6709-659, visto che hai collaborato anche con testate di sinistra, che fine ha fatto? Che fine ha fatto la sinistra? Quali sono le battaglie che la sinistra adesso deve fare in un momento? Adesso ti sto leggendo proprio l'apertura di tutti i siti. C'è Draghi che è ritornato a parlare perché la von der Leyen gli ha commissionato un piano per sapere che sarà dell'Europa, un piano per far ripartire l'Europa. Servono 800 miliardi l'anno, il doppio del piano Marshall, scrivono le agenzie, una sfida esistenziale. Ecco, qual è la sfida secondo te a questo punto? Ma nella prima parte della domanda, appunto, penso che appunto io, come dire,
mi ritrovo ormai con la mia identità costruita negli anni, con i libri, con l'impegno, con quell'esperienza fantastica dell'obiezione di coscienza, servizio militare, grazie alla quale sono oggi quello che non sarei stato senza quell'esperienza, e quindi sono comunque felice di raccontarla perché fa parte della memoria storica, perché è un fatto pedagogico, che riguarda la formazione educativa di tanti giovani, e quindi, come dire, il pluralismo delle idee, il pluralismo delle posizioni che oggi manca, come dire, compresso e reso impotente da una informazione egemone, il cosiddetto mainstream, che non riconosce il pluralismo. E questo, per esempio, ecco, allargo la prospettiva al mio nuovo libro, è un libro che è già uscito, appunto, di cui parlavamo, mi sembra, nel senso che mi si diceva appunto, poi puoi parlare veramente di altro, ma lo accenno brevemente. A giorni esce la versione aggiornata, quindi ampliata, sarà 200 pagine, di un mio piccolo intervento che nella forma appunto di un libricino delle foche ammaestrate era il titolo, cioè per identificare i caratteri attuali del mondo del giornalismo italiano, con un titolo irriverente evidentemente, Le foche ammaestrate, con il sottotitolo Il giornalismo italiano al servizio della guerra. E questo declino del mondo del giornalismo italiano è palpabile, lo si sente addosso, lo si sente nelle 7 reti televisive italiane a proposito della narrazione del conflitto in Ucraina in Italia e in Occidente. E notiamo quanto appunto di deontologicamente, di professionale, di tale informazione, come dire, è venuto meno oggi in Italia, proprio perché c'è mancanza di pluralismo. Ecco, cioè noi a 20 anni ci siamo battuti per il pluralismo, per riconoscere la diversità delle opinioni, e oggi, dopo 50 anni, ci troviamo in una società che non riconosce un punto di vista diverso, no? Non riconosce voci difformi da quelle del mainstream, e questo è una cosa che appunto ho rilevato con questo saggio. Però perdonami, ti interrompo, ma giustamente ci sono gli ascoltatori che ti fanno domande, io cerco un po' di raggrupparle, ma ci sono queste voci difformi, perché ad esempio sulla guerra in Ucraina qui pare che tutti siano felici e contenti di dargli armi per bombardare addirittura la Russia. Voci difformi, io lo saluto, è il mio gemello Rizzo, lo amo, sono innamorato di Marco Rizzo perché ci assomigliamo moltissimo, forse c'è lui e pochissimo altro davvero. Sì, c'è un rapporto di un accento, è evidente che io proprio ricordo in questo saggio di 200 pagine che esce appunto a giorni, che è la versione ampliata di quella precedente dell'anno scorso, cito una frase di Giulietto Chiesa dove lui aveva fatto un'indagine su un mese rispetto alle presenze, diciamo, di cosiddetti analisti, opinion maker, giornalisti, accademici, editorialisti e direttori di giornali presenti nelle 7 televisioni italiane, e diceva che fra i tanti presenti sono una trentina di opinionisti sono stati presenti in televisione, molto più degli altri, no? Cioè c'è stata una presenza proprio marcatamente evidente della presenza di 30 persone per centinaia di volte nelle 7 reti. Sempre quelli, e c'hanno il contrattino, no? Esatto. Quindi è evidente che questo poi rispetto a un'opinione pubblica un po' spersa, un po' confusa dall'informazione, confusa nel senso che riceve informazioni pilotate ogni giorno e quindi crea opinione pubblica, crea consenso, e dunque le poche voci dissonanti, appunto pochissime, oggi rendono il mondo dell'informazione irrespirabile. Insomma, io lo noto dall'interno, anche ci sono come dire, veti incrociati su posizioni che non sono più ammissibili oggi nel giornalismo italiano. Per quanto riguarda la prima parte della domanda, io mi ritrovo appunto cioè con la mia identità costruita in quegli anni, ma senza un punto di riferimento, diciamo, di partiti, no? Perché quello che fu, insomma, quello che oggi
la sinistra è ormai irriconoscibile, è un mutamento, come dire, nel corso di questi decenni. Se prendiamo per esempio come riferimento il PC, no? Di quella stagione, non so, degli anni '80, prima che iniziasse a frammentarsi in varie denominazioni, c'è stata un arretramento, una mutazione proprio degli ideali più profondi del DNA, lo spirito portante di rappresentazione delle classi più deboli. Quindi oggi sinistra non significa più niente, cioè c'è stata una mutazione talmente confusa che non è possibile più riconoscere, no? un senso di appartenenza a qualcosa rispetto a prima, e quindi forse, come dire, la sinistra come ideale superiore, no? come aspirazione delle classi più deboli a un diritto di cittadinanza, a uno stato di benessere della propria condizione, è stata completamente volatilizzata, e proprio in questo mainstream sta appiattendo ulteriormente queste posizioni, tanto che appunto il dibattito, se vediamo anche a livello parlamentare, noi vediamo una situazione da palude, come diceva Luigi Pintorskis appunto in un famoso editoriale sul Manifesto diversi anni fa, disse che appunto quando c'è palude, quando c'è un pericolo per la democrazia, cioè quando in Parlamento, il ruolo della rappresentanza, non c'è opposizione, non c'è appunto questo associarsi, avere posizioni, non c'è un'opposizione, non c'è un'idea diversa da quella del governo, evidentemente c'è un pericolo di tenuta democratica. Interessante anche questo termine palude, e dove ci si aggrappa l'uno all'altro per non sprofondare, e quindi piuttosto che sprofondare ci aggrappiamo a cani e porci per fare squadra, e poi altro che snaturamento della sinistra, non rimane più niente in tutti i sensi, anzi si va avanti a litigare mentre si va avanti a sprofondare, naturalmente. Giulio Di Luzio, belle meditazioni che, signori, devono far scattare in voi, non soltanto nei reduci di chi ha votato o vota tuttora a sinistra, ma in generale per capire che cosa succede, deve scattare il desiderio di dire: te che ordino il libro, o meglio i libri, perché ce ne sono parecchi, di Giulio Di Luzio, partendo, se vorrete, da questo Gli anni della disobbedienza, ma anche, avete sentito parlare, Le foche ammaestrate, ma ce n'è un altro che si intitola La fabbrica della felicità, ad esempio. Giulio, abbiamo 2 minuti, dici un attimo dove trovare le tue pubblicazioni e ripeti l'appuntamento di cui parlavi in apertura, perché sicuramente c'è gente interessata. I libri si trovano sulla rete, diciamo, questo Il viaggio della disobbedienza, Gli anni della disobbedienza, appunto, questo romanzo di formazione dell'autore, del protagonista, sul web di una casa editrice di Frosinone. Le foche ammaestrate, una casa, Gli anni della disobbedienza è una casa editrice I libri di Icaro di Lecce, e invece Le foche ammaestrate, che sto cercando veramente di presentare proprio a Roma, e avevo il contatto con un'associazione, si può appunto, sono degli elementi di un confronto possibile che non c'è oggi, che non è possibile oggi, perché l'informazione è talmente paludata, appunto, è talmente conformista, poco pluralista, che forse un libro, una buona riflessione può servire a darci degli elementi per ampliare l'orizzonte, no? Per sperare di avere più elementi di riflessione, perché, come dire, il potere nella sua accezione negativa, ovunque esso sia, insomma, e chiunque esso sia, chiaramente predilige il silenzio delle coscienze, no? E quindi dimenticare, noi dobbiamo fare il contrario, no? Ricordare e socializzare le informazioni, soprattutto su temi assolutamente così importanti come quelli della guerra, come quelli dell'impegno civile e sociale.
E vai. Signori, vi abbiamo invogliato a approfondire la situazione? Sì, mi rispondono gli ascoltatori. Giulio, grazie davvero di questa chiacchierata. Restiamo in contatto molto volentieri quando ci sono novità, quando vuoi lanciare un altro sasso, noi lo lanciamo tranquillamente. Grazie a voi, grazie a voi. Giulio Di Luzio, e voi restate lì, signori. Ritorniamo tra pochissimo con la musica indipendente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Ci sono bambini che sognano una famiglia perfetta. È un maledettissimo incubo. Faremo separare i tuoi genitori. Un film che piacerà ad adulti e bambini, con Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini, Elisabetta Canalis e Valentina Barbieri. Diretto da Gianluca Ansanelli. Come far litigare mamma e papà, dall'11 settembre al cinema. Dai produttori Leonardo DiCaprio e Mike Medavoy. Ozzy è anche una influencer molto famosa. Una storia sul coraggio. Tu sei l'unico che conosce la foresta. Sull'avventura. Sull'amicizia. Sembra divertente. Ozzy, la voce della foresta. Dal 19 settembre solo al cinema. Non perdere la nuova edizione di Cinema in Festa. Dopo un'estate da record dal 15 al 19 settembre, andare al cinema costerà solo 3,50 € per tutti i film e in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it. Qui Parlamento. Grazie Presidente. È stata una notte dura, buia. Oggi in quest'Aula commemoriamo una tragedia ed è difficile. È difficile farlo prendendo la parola per un territorio che ha pagato tanto, ha pagato troppo, ha sempre pagato, anche quando non doveva. Oggi pagano 7 bambini, hanno pagato Roberto, ha pagato Margherita, persone che stanno provando a costruirsi una vita in quello che è un territorio difficile. E allora oggi, perché a volte si dice che Napoli è faticosa, io sono la prima a dirlo, ma ci sono territori in cui è veramente difficile. Io sono nata a Scampia, ho passato lì i primi anni della mia vita e con orgoglio lo dico con orgoglio di una terra che ha sempre lavorato per non essere quella rappresentata spesso nella narrazione collettiva e popolare. Oggi c'è il dolore, sì, c'è il dolore, ma c'è anche tanta rabbia. C'è la rabbia perché, come al solito, a pagare lo scotto più alto sono le persone più fragili, quelle che con più fatica ogni giorno si alzano, lavorano e cercano di invertire la rotta, non solo delle proprie vite, ma anche delle proprie comunità. E allora Scampia ha aspettato tanto, Scampia sta attraversando, come diceva qualche collega, sicuramente un momento importante con l'università, con cambiamenti che attraversano il territorio e il proprio tessuto sociale. Però manca ancora qualcosa di importante, manca la consapevolezza collettiva, non solo del territorio, ma di tutti e soprattutto in quest'Aula, che dobbiamo avere profondamente, che ci sono fragilità, ci sono persone a cui non possiamo girare la faccia, ma Qui Parlamento.
Tranquillo, tranquillo Ivan, il sole ritorna e questa canzone non fa che ricordarci la vacanza passata al mare, in montagna, sotto il sole remix per Ivan Komar che abbiamo con noi. Ciao Ivan! Ciao a tutti, Ehi. buona estate, anzi buona fine estate, dai. Ah, non molliamo, non Beh, molliamo, per me è signori. estate tutto l'anno, mentalmente. Assolutamente sì, soprattutto, visto che quando qua se ne va via l'estate per una giornata arrivano le alluvioni, ma che venga ancora l'estate, vogliamo solo l'estate. Ivan Komar Assolutamente. da Udine, signori. È la prima volta che ti conosciamo, sei per noi una novità assoluta nel panorama musicale, mentre così non è. E infatti siamo curiosi di sapere cosa hai combinato musicalmente in questi anni. Soprattutto fa notizia il fatto che hai un lavoro, come dice mio padre, mi chiede sempre, ma quando è che hai un lavoro serio, Sammy Varin? Ci vuole il lavoro serio. L'Ivan Komar ce l'ha il lavoro serio, è un commesso in una nota catena di elettronica, quindi il lavoro serio, tra virgolette, sempre of course, ce l'hai, ma quando ti trasformi in musicista, canti, e c'è anche da vedere un bellissimo, simpaticissimo video di questa Sotto il Sole remix, ne vale la pena, e insomma si rende molto di più, e a volte, sai, sono quelle passioni a cui bisogna dare assolutamente sfogo. Ivan, parlaci di te, cosa ci siamo persi fino adesso? Chi è Ivan Komar? Cosa ti sei inventato per attirare l'attenzione su di te e sul tuo prodotto musicale? Ivan. No, diciamo che io parto da molto lontano con canzoni in inglese, stile Britpop, cantautorale, poi ho diversificato un po' il mio repertorio nel corso degli anni, affacciandomi un po' più al folk, un po' più al synth pop, e poi tutto questo barlume di esperienza mi ha portato a prendere la strada del sound attuale, che è quello che avete ascoltato poco fa, che è proprio Sotto il Sole. Il remix di Sotto il Sole è proprio una modifica, un'evoluzione del sound rispetto alla versione precedente, che era uscita 4 anni fa, e su questo mood continueranno le prossime canzoni in uscita. Che cosa metti nella tua musica? Quali sono i tuoi poster attaccati? Un tempo si faceva così in cameretta, i tuoi idoli musicali, Ivan. Gli idoli musicali sono Beatles, Neil Young, Oasis, e infatti adesso Reunion. Sono particolarmente felice di questa reunion, che non andrò a vedere ovviamente per l'impossibilità di reperire i biglietti, ma diciamo che le melodie le ho prese molto dal mondo internazionale, soprattutto dal mondo inglese, dove sono state sfornate nel corso dei decenni veramente delle canzoni fantastiche. E poi ovviamente ci sono tanti aspetti della musica italiana, come ad esempio sulla dance, che secondo me in Italia abbiamo sfornato dell'ottima musica dance nel corso degli ultimi 20-30 anni, e quindi un mix di tutte queste cose qua, portando ovviamente la mia voglia di vivere, la mia positività, la mia energia nelle canzoni, cercando di metterne più possibile e farla trasmettere ovviamente il più possibile. È quello, e mi chiedevo, ascoltando questa canzone Sotto il Sole remix di Ivan Komar, mi chiedevo anche il tipo di lavoro che fai, magari a contatto con il pubblico, assorbi tante emozioni, tante situazioni che poi magari ritrasmetti in musica. Sì, ma assolutamente, cioè nelle canzoni c'è sempre una parte di te e di quello del vissuto di quel periodo o precedenti, comunque, però si vede molto del momento attuale. Sinceramente, avendo il contatto col pubblico, ovviamente è una cosa che mi dà tanto poi anche a capire magari cosa pensa le persone, cosa potrebbero
potrebbe volere una persona ascoltando una canzone nuova, eccetera, eccetera. Poi ovviamente in negozio hai sempre la musica accesa, quindi hai sempre possibilità di ascoltare musica, di avere contatto con la gente, quindi è sinceramente una cosa molto bella. Bello, bello, bello davvero. E quindi se andate a fare compere nella zona di Udine, attenzione che magari trovate proprio Ivan Komar a servirvi e poi l'ispirazione la trae anche da voi. Ivan, veramente un piacere averti trovato, averti scoperto, ma dacci allora un sito, un canale YouTube, una pagina Instagram dove seguirti per sapere di più su di te, scaricare legalmente la tua musica, ma naturalmente scoprire anche gli altri pezzi. Anche illegalmente, basta che la ascoltiate. Ottimo, Certo, ottimo. ovviamente. Illegalmente, facciamolo. E parte la querela. A parte gli scherzi, Ivan Komar, mi trovate su YouTube, Instagram, Facebook, e potete ovviamente su Spotify, dove ci sono anche varie canzoni che sono uscite in questi ultimi anni, sia in italiano che in inglese, e quindi buon ascolto. Assolutamente sì, e felici di averti scoperto. Da Udine, Ivan Komar. Buona musica e alla prossima. Buona estate. Ciao, grazie. Ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sì, oggi siamo particolarmente disobbedienti, è vero. Dai, apriamo le linee. Chi vuole parlare con Sammy Varin? 0292947222. Certo, qualunque argomento, su qualunque situazione io vi ascolto, anche tramite WhatsApp 340-6709-659. Certo, l'appello figlio d'Apollo, se avete bisogno di qualcuno che raccolga frutta, è il momento del raccolto, lo sappiamo. In tante zone d'Italia abbiamo ricevuto questa richiesta l'altro giorno e la ripetiamo molto volentieri. Una mano, 2 mani, 4 mani per raccogliere frutta. Ci sono 2 amici che si offrono volontari. Chiaramente si gira l'Italia e quindi da qualunque parte loro arrivano. Prendete nota a questo numero: 379 20 64 628. Raccolta frutta 379 20 64 628. Sono nostri ascoltatori e vuoi che non gli diamo una mano? E che cavolo, molto volentieri. Antonio e Paolo, 1 2 3 4 mani per la raccolta della frutta. Da Milano stanno già raccogliendo invece i pullman. Sì, si raccolgono i partecipanti per Pontida 2024. È uscito proprio adesso il volantino per prenotare il vostro posto per Pontida 2024 domenica 6 ottobre, quindi manca un mesetto, ma è il momento di prenotare proprio adesso. Pullman dalla città di Milano, chiamando il numero 351 40 87 119, lo ripeto, 351 40 87 119. I pullman attualmente disponibili sono da Piazzale Loreto ore 8, da Piazza Medaglie d'Oro sempre alle 8, da Piazzale Lotto ore 8 e Piazzale Maciachini ore 8. Domenica 6 ottobre ci ritroviamo chiaramente sul Sacro Pratone di Pontida, al gazebo, allo stand di Radio Libertà. Ci sarà anche il sottoscritto Sammy Varin. Prendiamo una telefonata. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Sammy. Io fortunatamente al suo Pratone di Pontida ci sono stato parecchie volte e adesso è un momento che purtroppo non posso farlo perché devo stare dietro a mia mamma con mia sorella e quindi non possiamo lasciarla sola. E comunque col cuore ci sono sempre e c'ho anche naturalmente virtuale tutto quello che si vuole, 4 metri quadrati del sacro suolo che avevo comprato tanti anni fa. Io volevo dire questo, per quanto riguarda quello di aiutare, diciamo così, nelle vigne la raccolta frutta, abbiamo visto che fine abbia fatto la legge Bossi, lasciamo perdere fini che non manco nominare. Proprio questa mattina Cainarca leggeva che su 380.000, 390.000 soltanto il 30% lavora, gli altri sono tutti a spasso.
Quindi con gli sbarchi che ci sono, eccetera, qua abbiamo delle vagonate da 500-600 mila clandestini tutti gli anni, oltre a quelli che ci sono già, e poi si vedono i risultati nelle nostre città, come siamo messi. Andiamo a esportare la democrazia all'estero con le coglionate lì con la NATO che danni non ha fatto ai paesi europei, e Italia inclusa. Abbiamo sentito, perché mi ha mandato i filmati, io quella porcheria di Cernobbio non la vedo di sicuro. Abbiamo sentito il presidente Mattarella cosa ha detto, che non bisogna ingannare, che i sovranisti qui, là, su e giù, cioè lui è presidente della Repubblica e non fa assolutamente gli interessi del paese, ma ce ne rendiamo conto? Ci rendiamo conto? Punto di domanda. 0292947222. Siete voi i migliori editorialisti su Radio Libertà. Entrate in onda in diretta nazionale, dite quello che volete su qualunque argomento. Pronto? Ciao, Mauro da Reggio. Poi Mauro. Draghi, quando ha parlato all'ONU, ha detto che con le sanzioni, no, dopo 4-5 mesi la Russia perdeva il 10% di PIL, si distruggeva l'esercito, no, e la federazione sarebbe esplosa. Allora, dati alla mano, perché sono veri, la Russia l'anno scorso ha fatto il 4% di aumento del PIL, ha dato il 18% di aumento di stipendio e non si è per niente rovinata, no? Il fatto è che il petrolio adesso, e ne ha venduto da far schifo, il petrolio non lo vende più conto dollari perché non li usano più essendo nei BRIC, lo vende conto oro, e la stessa cosa sta facendo la Cina e tutti gli altri. Il fatto è questo, è che Draghi, io lo so dove li prende i soldi o dove li vuole prendere, te lo dico, è semplicissimo, li piglia dai 4.000 miliardi di risparmi privati che sono in Italia, perché lui conta con i soldi degli italiani di rimettere in piedi quella baracca qua. Voglio vedere con la Francia e la Germania. Ciao. Grazie caro, e qui abbiamo un altro che se ne intende di previsioni, un altro astrologo. No, scherzi a parte, io me lo sto chiedendo come mai oggi in apertura di tutti i siti, di tutte le agenzie c'è Draghi che parla. Che cosa è successo? Che cosa ha in mente di fare? E che cosa ha in mente di fargli fare la von der Leyen? Punto di domanda. E interessante meditazione. Questo dice che servono 800 miliardi l'anno per far ripartire l'Europa, il doppio del piano Marshall, una sfida esistenziale. Cioè, se l'Europa vuole continuare a esistere, bisogna tirare fuori questi soldi. E dove li prenderemo questi soldi? Dice il nostro ascoltatore. Posso piangere? No, uno speaker, un giornalista non piange mai in diretta, anzi vi leggo qualche altro appuntamento da non scordare targato Lega, e questo riguarda questo giovedì 12 settembre alle 16:30, per chi ci segue da Firenze, l'amica Paola Aceti, che abbiamo intervistato mesi fa, signori, ha scritto un libro che si chiama Esiste la luce, nel buio, e che parla della sua vita, di come si può uscire dal buio della galera, della tossicodipendenza, di tanti problemi. Paola Aceti c'è passata e sta raccontando la sua vita attraverso questo libro e attraverso molti incontri che sta facendo un po' in tutta Italia. Questo giovedì 12 settembre alle 16:30 a Firenze, Palazzo del Pegaso, Sala Affreschi in via Cavour 4, presenta il suo libro con il vicepresidente del Consiglio regionale Toscana, Marco Casucci, la capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Elena Meini, e il moderatore Maurizio Filippini. Bella idea se siete su Firenze questo giovedì 12 settembre alle 16:30. Incontrate importanti rappresentanti della Lega, ma soprattutto la Paola Aceti, che c'è passata dalla galera e dalla tossicodipendenza. Può servire anche a capire molto la situazione carceri di questi tempi e come se ne esce da questo sovraffollamento. Appuntamenti da non scordare, ma anche informazione, e guarda qua un attimino, scusa,
a proposito di un centrodestra che deve assolutamente rilanciare il nucleare, ci siamo presto anche in Italia regole per il nuovo nucleare, ok? Picchetto parla e qualcosa si muove. La Lega con Matteo Salvini ne stanno parlando da anni, certo, bisogna tornare al nucleare, come mix naturalmente, poi ci sta bene la pala eolica che gira, i pannelli solari che accumulano energia solare, ma solo con queste robe qua non andiamo da nessuna parte, ci vuole un mix di tutto. Bravo Rossano Sasso, no al gender nelle scuole, né ora né mai. E lo sapete che proprio questa settimana, da domani, riapre il Parlamento e la sinistra è pronta con ordini del giorno belli tosti per inserire il gender nelle scuole. Tranquilli, c'è la Lega, per fortuna, che bloccherà tutto quanto. Auto, diesel e benzina, il governo spinge per rivedere lo stop al 2035 e anche qua, signori, per fortuna c'è un certo centrodestra che dice basta, fermiamo questa rovina. Pure sull'autonomia è intervenuto Borchia, che è il capogruppo in Europa. Sull'autonomia raccontate tante falsità, c'è chi gioca sulle paure. L'eurodeputato veronese della Lega difende la riforma e rassicura l'Unione Europea. Avremo un paese più moderno, superando le inefficienze del passato. 20 sistemi fiscali diversi con la legge Calderoli? Non è vero. Una parte della politica gioca con le paure delle persone. Voglio spiegare bene questa riforma in Europa. La Commissione non ha di che preoccuparsi. Capite come è stata presa proprio, è stata una scelta politica di andare contro qualunque rivoluzione, qualunque novità si porti avanti, la sinistra ci dà contro. Guarda qua. Il Gazzettino ne parlava l'altro giorno, chiede la cittadinanza italiana ma gli viene negata. Suo figlio fa parte di una baby gang. Il TAR respinge il ricorso presentato da un quarantenne straniero contro il diniego. Lui ha già dei precedenti e il ragazzo una lunga lista di reati. E per fortuna c'è ancora qualcuno intelligente, ragazzi. La cittadinanza italiana non si regala, soprattutto a questa gente. Siamo completamente impazziti? Ancora controinformazione, Mimo, e guardala qua, inquietanti rivelazioni di stampa, ne ha parlato il quotidiano La Verità in questi giorni, dimostrano che il bersaglio preferito dei giornalisti di sinistra era il Carroccio e Matteo Salvini. Oggi emerge un dato sconcertante che conferma quanto abbiamo sempre denunciato: una montagna di bugie strumentali sulla Lega e un pericoloso attacco alla democrazia. Così Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari sullo scoop del quotidiano La Verità ne sta parlando proprio in questi giorni, e quindi su qualcuno che cercava di avere informazioni per farci poi l'articolo contro la Lega e contro il centrodestra. Londra e Berlino svoltano a destra, trasferiamo i migranti all'estero. Anche qua, signori, La Verità e pochi altri quotidiani. Londra e Berlino copiano il modello Meloni sulla gestione dei migranti. La domanda, mal posta lessicalmente, scrive Andrea Del Mastro, è: loro può? Cioè loro possono? Siamo alla solita doppia morale della sinistra, o la sinistra europea è diversa da quella italiana e solo noi abbiamo quelli dell'accoglienza illimitata? No, perché davvero in gran parte d'Europa adesso dicono basta con tutti questi immigrati a go-go, rispediamoli indietro. E sapete dove li vogliono rispedire? Da noi! E uno dice: ma come? Ma siamo i più scemi di tutti? Non scherziamo, no, loro sono assolutamente seri, come il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che starebbe vagliando l'ipotesi di rendere le visite alla Fontana di Trevi a numero chiuso e su prenotazione. Lo sapete, il ben pensante di sinistra, ce ne sono tanti di esempi. Troppi turisti, basta, contingentiamo
facciamo pagare 1 euro, 2 euro e ti metti in fila per vedere la Fontana di Trevi su prenotazione. Poi un altro euro ce lo devi buttare dentro, barbone, straccione, non ci butti l'euro. Serata in sezione per chi ci segue da Milano, oggi lunedì 9 settembre, l'appuntamento per i leghisti celoduristi e non solo, anche per chi è incazzato perché il comune di Milano vuole far pagare l'area C per entrare in centro anche nei weekend. Ullala, perché il comune di Milano non ha più soldi e la colpa chiaramente è di Regione Lombardia. Questa sera, lunedì 9 settembre, ore 21, Viale Toscana 12 Milano, arriva il consigliere comunale e segretario della Lega di Milano Samuele Piscina. Bella idea, per parlare anche del blocco della circolazione dei vecchi motorini, delle vecchie moto storiche che la sinistra vuole portare avanti, chiaramente ossequiando quelle che sono le risoluzioni europee. Ne vogliamo parlare anche perché il centrodestra sta facendo firmare migliaia di milanesi su questo fronte. Siamo piuttosto arrabbiatini. Dici, ma dove andremo a finire se andiamo avanti così? Andremo a finire a Pisa. Anche questo un appuntamento da non scordare per questo 14 settembre da Cascina, signori, chi vuole partecipare a un evento importante con il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, bellissima idea. Tutta la Lega Toscana riunita il 14 settembre, ore 19, presso l'Hotel Euro, Viale Europa 6, Cascina, Pisa. Arriva Morelli, ma attenzione, arriva Susanna Ceccardi, Edoardo Ziello, Manfredi Potenti, Michele Conti, Elena Meini, Giovanni Pasqualino e Luca Baroncini, praticamente lo staff della Lega Toscana per ascoltare Alessandro Morelli e per fare squadra verso, immagino, le prossime elezioni anche in Toscana. Dobbiamo assolutamente essere pronti. Leghisti celoduristi? Io sono uno di questi, signori, è tessera RIA del 1987, tanta nostalgia, ma la Lega di ieri c'è ancora quest'oggi e ci sarà questo sabato 14 settembre a Pian della Regina, Crissolo Cuneo. Questo sabato 14 settembre torna la festa del Monviso. Che ne dite di fare una bella passeggiata tra le montagne e magari portarsi un'ampollina alle sorgenti del Po? Sarebbe bello. Alle 10 ci troviamo Pian della Regina, Crissolo, Cuneo, con i rappresentanti della Lega locali e nazionali, ma soprattutto poi si fa una bella mangiata tutti in compagnia. Se volete informazioni chiamate Paolo 348 9211 671. 14 settembre, festa del Monviso. E ce n'è un'altra di festa da segnare già adesso in calendario per chi ci segue dal Piemonte. Torino, ristorante Calaluna, domenica 22 settembre a pranzo con la Lega, con l'onorevole Riccardo Molinari, il segretario della Lega Piemonte, capogruppo alla Camera, ma con tutta la Lega locale e regionale. Una mangiata incredibile per sole 25 euro, ragazzi. Io non lo so come hanno fatto a strappare questo prezzaccio, però antipasto di salumi, gnocchetti sardi al ragù, maialino al forno con patate arrosto, dolce, caffè, vino in caraffa e acqua, 25 euro. Pranzo con la Lega domenica 22 settembre ore 13, Torino, ristorante Calaluna, Piazza Derna 238. Qui mi fermo, torno tra poco al volo con il sito di Radio Libertà. Restate lì. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Qui Parlamento. Presidente, anzitutto ci tengo a ringraziare in nome e per conto del gruppo della Lega Salvini Premier la Presidenza della Camera per aver avuto la sensibilità per l'organizzazione di questo momento di cordoglio collettivo, di cordoglio unanime che l'intera aula parlamentare si accinge ad esprimere nei confronti delle 2 vittime, dei 13 feriti, di cui 7 bambini e di tutta la popolazione napoletana, campana, ma in questo caso italiana, terribilmente sconvolta dall'accaduto. Purtroppo si parla di una zona dove regna la marginalità, il degrado, dove le politiche di inclusione a livello comunale sono difficili da far penetrare, dove ci sono dei conflitti in corso tra le associazioni che vogliono il riscatto di quel quartiere, che combattono ogni giorno con la criminalità organizzata insieme alle forze dell'ordine, insieme alle istituzioni pubbliche, insieme agli amministratori locali. Qui e adesso noi viviamo una fase di cordoglio in cui la politica deve ovviamente cedere il passo al dolore che tutti noi stiamo provando nei confronti dell'accaduto. Un accaduto che si è registrato in un blocco popolare, quelle vele che hanno scritto una parte di storia nel bene e nel male del paese, perché guardate, le vele di Scampia non sono soltanto la Campania, le vele di Scampia rappresentano un problema per l'intera Repubblica Italiana ed è per questo che a livello istituzionale apicale è sempre più importante mantenere l'attenzione costante alle politiche abitative, al sostegno verso quelle politiche funzionali al potenziamento dei servizi sociali che riescono a erogare in forma diffusa e capillare a livello territoriale quelle politiche di inclusione che permettono di sradicare anche fenomeni criminosi. E in questo momento noi tutti dobbiamo fare uno sforzo collettivo, a mio avviso, per mantenere alta questa attenzione e per tenere sempre in cima tra tutte le priorità che ogni partito ha legittimamente e sulle quali ci dividiamo ogni giorno, quella della lotta per le politiche della casa. Le politiche della casa devono rappresentare una priorità per tutti i gruppi politici, per tutti i partiti, a prescindere da tutto, perché è necessario in una situazione di alta tensione abitativa come questa, dove le case popolari costruite come le vele tra il 1960 e il 1970 sempre più in una situazione di degrado, la necessità da parte del pubblico di avere quei finanziamenti funzionali alla ristrutturazione e alla riqualificazione. Concludo, Presidente, esprimendo un sentito grazie alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco e a tutto il personale delle associazioni di volontariato e della protezione civile per l'intervento capillare e puntuale che è stato fatto per tutta la notte e per tutta la giornata di oggi. Grazie. Grazie, onorevole. Qui Parlamento.
Vabbè, ragazzi, se siete amanti del genere hard rock, anni 80, arrivano dalla zona di Modena? Mi par di sì. So che hanno fatto un concertone l'altro giorno proprio in zona, ragazzi, tutti a pogare, a saltare di qua, di là. Il rock pulsa nelle loro vene, si chiamano Madhouse, scritto Mad House, questa è I Go Crazy, ma se li cercate su YouTube, ragazzi, hanno una produzione bellissima e ci fanno tornare indietro nel tempo come non mai. Bravi, Madhouse, siamo alle 14:40, stiamo per collegarci con i territori di Davide Gerbino, ma prima ci colleghiamo con il sito di radiolibertà.net e il coordinatore con noi, Beppe Braga. Ciao! Buongiorno a tutti, ciao. Quali novità ci sono su questo sito di controinformazione? Quello che trovate qua spesso e volentieri non esiste dalle altre parti. No, Beppe. assolutamente. Partiamo con leggero, con l'importante. Dai, leggero. Allora facciamo la leggero. controgastronomia. Vabbè, chiaro. Giusto? E chiamala Ok, leggera, la- ragazzi. Cioè, No, è meno leggero di quello che sembra, perché insieme alla polenta che sta riprendendo, sta riprendendo terreno, avvicinandosi l'autunno, c'è anche l'intaglio del legno che avviene. Aspetta, dov'è che avviene? A Ingria. Ingria, provincia domenica di 15 Torino, settembre. sacra polenta. E questo è il magna magna che il nostro Semivarin Chiaro, di ovviamente cosa propone. volevate che vi parlassi, no? Polenta, se volete anche taragna, ma soprattutto l'intaglio del legno è un appuntamento perché ci segue dalla zona di Torino per domenica prossima 15 settembre. Bellissima idea, guarda, proprio. Ed è una leggerezza che ci porta però a qualcosa di più importante, che ci girano anche le scatole. Dai, facile girare, facile girare. E qui andiamo sul serio. Allora, questa mattina apriamo con una valutazione del nostro direttore Giovanni Sallusti, che si basa però su solida cronaca. E il nostro titolo, che è "Tira di più una boccia che il dossieraggio contro la Lega", ha un significato molto ben preciso. Facciamo questo Chissà gioco, chi li no? fa questi titoli, veramente. Non- Dice, tira di più una boccia che il dossieraggio. Qui c'è proprio una struttura, c'è gente che non ha dormito per fare questo titolo stanotte. Esatto, Ti vedo un po' tirato. Hai dormito stanotte? Non voglio sapere chi è stato. No, ma facciamo un gioco, no? E il gioco è: dimmi di che scandalo parli, ti dirò che paese sei. Questo è il Santa gioco. polenta. Cosa è successo? Che quest'estate noi abbiamo avuto questo scandaletto di fine estate, no? Che ha portato oltretutto conseguenze disastrose. E è una storia pecoreccia, no? C'è l'amante di un ministro che non riceve una nomina che le era stata promessa, e questa si scatena e comincia a lanciare uno stillicidio di rivelazioni che creano un imbarazzo prima privato e poi pubblico, fino ad arrivare a quello che abbiamo visto succedere. È successo, no? D'altra parte non poteva fare a meno che dimettersi come l'ex ministro Sangiuliano, anche soltanto ricordando le parole di Cossiga, il quale icasticamente, come sua abitudine, diceva che in politica non c'è niente di più pericoloso del ridicolo, no? Comunque sta di fatto che i giornali si sono abbeverati, hanno divorato e mostrano di essere ancora abbastanza affamati di queste rivelazioni, che sono partiti con i cuoricini inzati, i caffè pagati non si sa da chi, questi viaggi, le cose. Vabbè, sta di fatto che mentre si sono gettati famelicamente tutti quanti su questa vicenda, in realtà ci sarebbe stato parallelamente uno scandalo con la S maiuscola, no? Questa indagine che sta seguendo la Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, che non è certo un signor nessuno, da cui scaturisce un quadro molto inquietante, no? Un'azione sistematica, certamente non episodica, no? Di fuga di dati sensibili, gestita da non si sa esattamente come. Comunque diciamo che fra i coinvolti in questo momento c'è l'ex sostituto procuratore della direzione antimafia Antonio Laudati, un finanziere Pasquale Striano, che avrebbe avuto accesso moltissime volte appunto a questi dati sensibili e non diffondibili, nei confronti di alcuni giornali di sinistra, in particolare il Domani e pare anche il Fatto Quotidiano.
e questa acquisizione di dati ovviamente sarebbe stata propalata per attaccare la Lega, per come dire, fare da utilizzare contro gli avversari politici, in questo caso la Lega, insomma. Ecco, i giornali si stanno un pochino svegliando adesso su questa cosa qui, ma abbiamo il sospetto che sia solamente perché sta un pochino scemando, no, l'affare San Giuliano, che è molto più pruriginoso. Ora la domanda è questa: in un paese civile, no, normale, democratico, no, perlomeno culturalmente avanzato, no, quale delle due vicende avrebbe, mettendole in parallelo, sovrapposte l'una all'altra, avrebbe dovuto avere più importanza? Beh, nel nostro caso quello che abbiamo visto è che, mentre la signora Boccia adesso è ancora per adesso è una specie di Giovanna d'Arco, dalla cui lingua dipendono tutti i giornali mainstream, no, e in questo momento, nello stesso momento, stanno emergendo un sacco di dettagli nuovi su questo scandalo, no, che è uno scandalo che da stato sudamericano, no? Oggi Crippa diceva: neanche in Venezuela succedono queste cose, no? E quindi diciamo che mentre c'erano paginate sulla questione San Giuliano Boccia, fino adesso questa vicenda, che è assai più scabrosa anche solo per il problema di democrazia, ecco, è stato il dossieraggio fra il potere dello Stato e i giornali è stato relegato in cronaca, in tagli bassi o in brevi, ecco. E questo è il tema che viene trattato da noi in apertura. Poi niente, mi sento anche in chiusura così di segnalarvi anche Carlo Cambi, che con gli scorretti fa un'analisi del fatto che l'Italia, ora che la Germania sta attraversando una crisi economica profonda e la Francia non ha ancora risolto i suoi problemi di assetto istituzionale, anche se Macron in tutta fretta adesso ha trovato un possibile premier. Questi due paesi, che sono quelli su cui si regge un po' l'accrocchio della Ursula 2, traballano, e questo causerebbe anche il traballamento dell'Europa. E a questo punto c'è bisogno dell'Italia, perché in realtà dei 27 paesi che compongono l'Unione, 6 sono quelli che reggono un po' le sorti politico-economiche di tutta l'Unione, no? E fra questi, in questo momento, l'Italia è uno dei più forti. Non dimentichiamo, e invece tendiamo a dimenticarlo, che l'Italia è tornato a essere il quarto paese esportatore nel mondo. Quindi la nostra elasticità, anche, che per esempio la Germania non ha, e quindi la capacità anche di adattarsi agli eventi, anche a prezzo di grandi sforzi e grandi sacrifici, è una cosa di cui Ursula in questo momento c'ha bisogno, e sarà bene che ne tenga conto. E questo è Carlo Cambi. Ragazzi miei, hanno bisogno dell'Italia, e speriamo non abbiano bisogno anche di un certo Draghi, di cui questo pare che è una visione lui che è alleggia davanti sempre a tutti noi in questo momento. Lui alleggia sempre. E da ultimo, niente, poi dopo vi saluto, c'è il nostro Alta Tiratura con l'eccezionale Alessandro Gnocchi, che è stato a Venezia e ci ha portato un suo reportage da Venezia, un po' dalle figure e figurine del red carpet, e anche la sua analisi di M, il figlio del secolo, che è la serie TV che verrà trasmessa ed è su Mussolini, no? Tratto dalla serie di romanzi di Scurati. E la cosa che nota è che quella che ci ha dato un po' titolo, però dovrete anche ascoltarvelo perché è molto molto interessante e divertente quello che dice Gnocchi, è che in realtà, se uno fa un'analisi anche semplicemente della parte filmica, ecco, di questa serie, M è un fumetto Marvel praticamente, non ha una profondità anche nell'analisi del personaggio, è tutto molto scuro, è una specie di Batman a rovescio, no? Cioè, e lui e il Duce viene raffigurato come il villain, cioè il cattivo tipico delle serie a fumetti, il cattivo
a tutto tondo, insomma, ecco. E ciò nonostante Scurati, quando è stato presentato, si è probabilmente spaventato, era molto preoccupato perché si è precipitato a dire più volte che lui comunque non è fascista, cosa che non gli era stata chiesta oltretutto, no? Quindi è un'accusata manifesta. Bisogna firmare subito il contratto antifascista. Signori, pura controinformazione sul sito di Radio Libertà, che riprende ciò che è andato in onda sulla nostra radio, ma non soltanto. Chiaro, se avete 5 minuti sbirciate, perché trovate tutta un'altra informazione. Grazie a Beppe Braga che lo porta avanti. Grazie a voi. Grazie Sammy, a presto, a domani. Buon lavoro, a domani, e chiaramente ringraziando tutti i collaboratori di questa radio e del nostro sito di controinformazione. Io qua mi fermo perché è arrivato il momento di un'altra controinformazione, quella territoriale, quella che ci porta una volta alla settimana il blogger Davide Gerbino, che gira per l'Italia e oggi ci porta nella pianura pinerolese, None, Castagnola e Piemonte. Siamo alle porte di Torino, ma che squisitezze, ragazzi, che ci sono in queste zone. Ascoltare per credere. Io torno domani ore 12:30. C'è un territorio ricchissimo di eccellenze che vi abbiamo già raccontato diverse volte in questo programma, ma è sempre un piacere ritornarci, perché è sempre un piacere scoprire le eccellenze che animano questi paesi. Sto parlando del Pinerolese. Siamo stati a Pinerolo, siamo stati in Val Chisone,